che i problemi di salute e sociali sono peggiori nei paesi con maggiori disuguaglianze. Voi vedete sull'asse orizzontale l'indicazione della disuguaglianza di reddito, su quello verticale invece l'espressione di un indice dei problemi sanitari e sociali che sintetizzano tutti quegli aspetti che voi vedete riassunti a fianco, a sinistra di questa slide. In altre parole, i paesi che hanno una maggiore disuguaglianza di reddito, vediamo qui gli Stati Uniti, sono quelli in cui il benessere è messo a maggior rischio, in cui i problemi sanitari e sociali sono a livelli più alti di altri paesi che hanno, vedo Svezia, Norvegia, Giappone, Finlandia, Danimarca, Olanda, hanno livelli di disuguaglianza tra reddito, quindi i più ricchi non sono così tanto lontani da chi sono in condizioni di maggiore povertà, sono in condizioni anche questi paesi in cui minor disuguaglianza, minor problema sociale. Quindi, se questo è vero per l'uguaglianza, è vero anche per il rispetto dei diritti delle persone. E se dovessimo fare l'elenco di tutte quelle situazioni che richiedono oggi dignità, dovremmo indubbiamente richiamare molte situazioni di diritti negati, di persone che fuggono da paesi in fiamme, che cercano un porto sicuro e un porto sicuro che viene negato, diritti di donne, di infinite minoranze che vengono negati, dignità e diritti di tutti. Le società prosperano quando la dignità e i diritti di tutti sono rispettati, ancora una volta. È una frase importante. Concludo con una frase che mi ha ulteriormente colpito, una frase estrema forse, che fa riferimento a una situazione estrema che il nostro passato, il nostro recente passato ha conosciuto e che forse può essere un po' l'emblema del momento sommo in cui i diritti sono negati e questi hanno creato l'orrore. È una lapide presente presso il Sacrario ai caduti di Marzabotto, una lapide che dice: solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete dimenticarci. Credo che la frase si commenti da sé. Un augurio di buona giornata mondiale del servizio sociale a tutti. Grazie per l'ascolto. Ci avviciniamo tranquillamente. Com'è? Ah, questo non lo so, sì. Sì, sono giusto. Siamo noi. Poi per andare avanti. Bene. Adesso ve li presento ufficialmente. Sono il dottor Dalla Chiara Roberto e la dottoressa Frighetto Roberta, entrambi sono docenti di servizio sociale presso l'Università degli Studi di Verona. Il loro intervento porta questo titolo, molto bello: Dare voce alle storie maestre, le competenze tacite nelle pratiche di cura. Prego. È aperto questo, sì. È aperto, vada. Allora, buongiorno, care colleghe e colleghi e studenti che sono presenti. Speriamo di darvi, abbiamo deciso io e Roberto di portarvi questo intervento perché ci sembrava interessante, e visto poi anche le parole chiave che sono emerse dalle varie relazioni stamattina, ci sembrava che si potesse coniugare bene con la parola pratica, con la parola ricerca, condivisione, transizione, saperi impliciti, soprattutto i saperi impliciti, dare storie alle voci maestre, le competenze pratiche tacite nelle pratiche di cura. Inizieremo in maniera un po' eccentrica. Vi leggeremo una cosa prima. La pratica del ripensare gli spazi della professione. Ci sono luoghi in cui ci si incontra per necessità,
per scelta o perché qualcuno ci porta. Non sono facili da raccontare, soprattutto se non coincidono con quelli in cui siamo abituati ad abitare. L'ufficio di lavoro è spesso il luogo maggiormente protetto per l'operatore, organizzato come un setting in cui le regole ed i ruoli sono fissi e spesso dove ciò che avviene assomiglia di più ad un copione in cui le parti di ciascuno sono chiaramente predefinite. Il controllo del setting di lavoro aiuta l'operatore, ma siamo sicuri che aiuti sempre l'utente o che ci aiuti a conoscerlo meglio? Ci sono momenti in cui decidiamo di modificare quel setting ed osiamo cambiarlo, uscendo dagli schemi, correndo il rischio di perdersi o di trovarsi, anche se non lo raccontiamo, lo facciamo, come un'esigenza per poter meglio incontrarsi e comprendersi. Sarebbe bello riuscire a rendere intellegibile questo modo di fare l'assistente sociale, al di là dei confini dell'istituzione, dove è possibile l'incontro o l'apertura alla conoscenza mediante altre forme integrative a quelle formali tradizionali. A volte basta cambiare la disposizione dell'ufficio e riempire le pareti e gli scaffali di storie vissute, tramite foto, disegni, oggetti, manufatti. Altre volte diviene necessario uscire fisicamente dalla stanza ed andare là dove le persone vivono e ci invitano ad incontrarle. Crediamo che questo modo di operare sia anche un modo per recuperare spazi di umanità, oltrepassando la scrivania, per poter in qualche modo far rientrare nell'ufficio quelle informazioni che non possono essere colte in setting istituzionalmente definiti. Forse anche questo è un modo per rafforzare e far conoscere la natura sociale del lavoro dell'assistente sociale, in un mondo in cui recuperare l'umanità passa forse attraverso un saper leggere, evidenziare come ci poniamo, come riusciamo ancora a farlo. La foto di Andrea è appesa in una delle pareti del mio ufficio. Nel tempo la stanza dove ricevo le persone si è trasformata senza saperlo e senza volerlo in una sorta di archivio affettivo, dove sono appese foto, immagini, disegni, oggetti provenienti da diverse mani e probabilmente da diversi viaggi. Mi piaceva quella foto di Andrea con in mano la carpa dorata che aveva pescato in una delle sue notti in riva al Po. Mi appassionava quando mi raccontava le operazioni che impiegava nel rito della pesca e nella soddisfazione del fotografare la preda prima di lasciarla di nuovo libera nel fiume. Quando gli chiesi il negativo di quella foto, non ebbe alcuna esitazione nel rispondermi affermativamente. Così, ora Andrea è appeso alla parete del mio ufficio e tiene in mano la sua carpa dorata. Sorrido quando qualcuno mi chiede se quel ragazzo nella foto sono io, se è mio figlio, o se è un ragazzo che veniva qua a curarsi al CERT. Sorrido e la mia risposta è sempre un po' misteriosa. Forse sono un po' tutte e tre quelle persone ipotizzate. La foto è divenuta per me, man mano che il tempo passava, ricordo e racconto. Ma non è più il racconto di Andrea. Ormai è il mio racconto quello che vado a rinarrare a chi mi chiede e mi interroga su quello strano pesce, con la consapevolezza che non è più la persona fotografata che colpisce, ma è il significato del perché è lì e a quali altri dialoghi apre quella domanda, se sono io, se è mio figlio o se è un ragazzo transitato di qui. Gli oggetti che le persone ci lasciano e che esponiamo nei nostri uffici narrano di chi ce le ha lasciate, ma dicono anche di chi le ha esposte, permettendo così di aprire altri dialoghi, facendo intervenire altre persone e altre situazioni nei colloqui effettuati con l'utente. Cristian invece non è una foto, lui è in movimento, non sta mai fermo, non lo puoi bloccare, gesti, occhi, capelli, mani, tutto si muove in un moto continuo. Quando Cristian mi ha parlato del suo giocare a calcio, ciò che mi è apparso spontaneo dire in quel momento è stato: che bello, mi piacerebbe venire a vederti. Mi ha risposto prontamente: gioco domenica alle ore 10. Quella stessa sera, tornato a casa, coi miei dubbi e le mie perplessità sull'andare o meno, ho detto a mia moglie che domenica Cristian mi aveva invitato alla partita. Lei ovviamente non lo conosce, ma le è uscito un che caro che mi ha rasserenato l'anima. Domenica andrò.
E lui me lo aveva detto: se faccio un gol te lo dedico. E quel gol lo fa, da una posizione impossibile, uno di quei gol che se lo racconti non ci crede nessuno, che forse solo i veri giocatori brasiliani, così come lui è, riescono a fare, perché bisogna crederci per tirare da quella posizione. Applaude anche la tifoseria avversaria. Dopo l'esultanza con i compagni, Christian si avvicina al centro del campo per riprendere il gioco e là, dal centro del campo, mi cerca con lo sguardo e quando aggancia i miei occhi alza la mano e mi indica più volte con il dito indice, inviandomi a suo modo questo messaggio: hai visto? Questo è per te. A fine partita si avvicinano i suoi genitori, mi ringraziano per esserci stato. Parliamo di Christian. Per la prima volta nei nostri dialoghi Christian assume una forma completamente diversa. Là, sui gradoni del campo sportivo, parliamo di un ragazzo che corre veloce, che sa far girare la palla, che si esalta quando lo applaudono. Parliamo di un ragazzo normale che fa cose normali, perché tutti oggi lo abbiamo visto in un campo normale. Nel nostro dialogo è un altro Christian, non è quello del CERT, in cui sembra solo colui che ha bisogno di aiuto perché non rientra a casa, bigia a scuola, fuma cannabis e disobbedisce ai genitori. Cambia il paesaggio e cambia la posizione ed il nostro modo di osservarlo. E a me piace vederlo così, correre in campo, agitarsi per una palla persa, incitare i compagni, non arrendersi, metterci l'anima nelle azioni di gioco. Io vivo una ricerca partecipata. Questa ricerca, si è parlato stamattina di ricerca, ed è una ricerca partecipata, adesso vedremo, nasce all'incirca un anno fa ed è attualmente in corso ed è secondo noi molto rilevante come esempio di innovazione di ricerca collaborativa all'interno dei servizi sociali. Nasce infatti da una richiesta esplicita da parte degli assistenti sociali di non essere considerati solo come operatori che fanno delle attività, che svolgono delle attività, ma da riconoscerci come ricercatrici e ricercatori nella costruzione dei saperi situati. Attualmente questa ricerca partecipata vede coinvolto un gruppo di 12 assistenti sociali, ci cui siamo anche noi, 10 lavorano al Dipartimento delle Dipendenze, quindi con le tossicodipendenze di Verona, e 2 colleghe sono dell'UEPE di Verona. 12 assistenti sociali che rappresentano 3 generazioni di professioniste, condotte da una formatrice universitaria che è la professoressa Cimma dell'Università di Verona del Dipartimento delle Scienze Umane. All'inizio questa ricerca è nata, avevamo iniziato a fare un corso di formazione ed era emerso nel gruppo un forte disagio. Un disagio, queste sono frasi dette dagli assistenti sociali, in quanto, ve le posso leggere, si era detto: abbiamo constatato come spesso sia per le professioniste che per le istituzioni i pazienti cosiddetti cronici rischiano di diventare invisibili. Voi sapete che nei CERT noi abbiamo delle cartelle altissime di persone in carico anche da 20 anni, no? Tanto per dare l'idea. Le loro storie si ripetono uguali e seguono le aspettative dei professionisti, pazienti cronici con professionisti cronici, che sanno cosa dirà il paziente e il paziente sa già cosa dire per soddisfare le aspettative dell'operatore. Nel lavoro di gruppo siamo partiti dalla coppia di parole cronicità-abilità, soffermandoci sul rischio che lavorando con i cronici si potesse perdere l'interesse alle loro storie di vita e con esse anche la nostra capacità di ascolto. E per non lasciare in eredità, abbiamo sentito molto forte questo, sarà perché stavo andando in pensione, ma c'erano altre colleghe come me, insomma, per non lasciare in eredità alle nuove generazioni di operatori solo statistiche, che è quello che questa politica neoliberista, tra le tanti danni che ha fatto, ha avuto un'influenza nei nostri servizi, penso che siamo d'accordo, di chiederci continuamente, che sono anche quelle valevoli, ma non possono essere solo quelle, statistiche, adeguarsi alle procedure, alle prestazioni, quanti colloqui, quante telefonate, quanti minuti per fare un colloquio. Pensiamo che queste storie possano essere invece viste, depositate per farle diventare un patrimonio trasmissibile.
È per questo che abbiamo dato vita ad un archivio vivo. Non è un archivio amministrativo, è un archivio vivo pieno di storie, di emozioni e di passioni che vorremmo restituire. Perché non vogliamo diventare depositari silenti di storie senza dare a tutto questo un senso. Volevamo contribuire a garantire la dignità e i diritti delle persone che si rivolgono a noi, dando voce alle storie che non sono le loro storie, ma sono le nostre storie, costruite insieme a loro, dando potere, dando voce alla relazione con l'altro. Perché se non restituisco a chi narra i pezzi della sua storia, questi si trasferiranno anonimamente in un archivio impolverato e si trasformeranno in numeri e in prestazioni. Abbiamo scelto il metodo della ricerca partecipata perché, e detta qua forte, volevamo superare il pericolo di una vampirizzazione accademica. Cosa intendevamo per vampirizzazione accademica? Ci siamo sentiti molte volte gli assistenti sociali oggetti di ricerca, poche volte soggetti. Non volevamo più essere gli oggetti passivi dell'accademia, no? Questa ricerca quindi ha visto tutti i partecipanti assumere un ruolo di co-ricercatrici e co-ricercatori. Dico co-ricercatrici perché sono tutte femmine tranne il dottor Della Chiara. Chi proponeva l'oggetto di indagine ha potuto partecipare in prima persona a tutte le fasi della ricerca, quindi ad indagare, nominare, concettualizzare le pratiche professionali di cura. Lavoro questo finalizzato alla presa di coscienza dei saperi costruiti a partire dall'esperienza quotidiana degli assistenti sociali, partiti da noi. La finalità della ricerca era rafforzare la capacità di riflessione sull'agire professionale attraverso la raccolta e l'analisi delle narrazioni della relazione di aiuto dei professionisti per individuare le competenze tacite, quelle competenze che ci sono ma che non vengono nominate e non vengono espresse. Lo studio delle competenze tacite perché volevamo dare un nome, come facenti parte dell'esperienza professionale dell'assistente sociale. Tra gli strumenti usati, ne abbiamo usati molti, qui abbiamo dovuto sintetizzare, i 15 minuti che avevamo a disposizione erano pochi, abbiamo utilizzato due strumenti di restituzione e una piattaforma online dove abbiamo messo tutti i passaggi teorici, metodologici. Invece i due strumenti di restituzione è stato la scrittura del diario che ciascun assistente sociale faceva ogni volta che partecipava al gruppo, che era un punto di vista soggettivo dell'assistente sociale che partecipava al gruppo, ma che veniva poi restituito al gruppo, dando quindi una importanza di tipo politico perché ci permetteva nella condivisione di poter rinegoziare e discutere le varie fasi della ricerca stessa. Un altro strumento che è stato dato è stato la pratica della restituzione in itinere degli incontri. Non si trattava di dare un riassunto dell'incontro precedente, ma l'incontro precedente, quindi tutto l'orale che c'era stato nell'incontro precedente, veniva trascritto tutto, smontato e rimontato intorno ad un filtro che poteva essere una domanda ed un quesito. Veniva poi restituito a tutto il gruppo dandogli un senso. Questo testo l'abbiamo chiamato testo eredità. Un altro strumento usato è stato la narrazione delle storie, come la nostra che abbiamo ascoltato stamattina. La scrittura delle storie delle relazioni tra utenti e assistenti sociali si è configurata la nostra metodologia privilegiata, quella che forse ci è anche piaciuta di più, perché dentro volevamo ricercare le nostre pratiche professionali ancora non nominate ma presenti nell'incontro con gli utenti. Come dice Passerini, leggo, le storie professionali sono un atto narrativo, atti di generosità che innescano a loro volta percorsi di correstituzione ai colleghi, alle istituzioni e a noi stessi, ricercatori e ricercatrici e agli utenti. Diciamo che è difficile in sintesi dire il lavoro che abbiamo fatto.
l'obiettivo era pervenire a queste storie maestre che ovviamente è un concetto, no? Sono storie perché sono narrazioni, come diceva Roberta prima, lavorate dal gruppo, quindi non è una storia personale, smontate e rimontate per evidenziare la pratica professionale che emerge dalla storia stessa, e sono maestre perché in qualche modo devono segnare, devono lasciare dei segni. Ogni storia, ogni utente che entra in qualche modo lascia un segno e in qualche modo insegnano, in questo senso possono diventare maestre, perché orientano gli assistenti sociali verso percorsi relazionali, individuando e nominando le pratiche di cura. Ecco, non sono le storie di Andrea, di Cristian, di Roberto, di Paola, Giovanna o Susanna, ma sono storie di incontri, che sono incontri di cura, frammenti di vita, e sono storie di un luogo, di una relazione, di un contesto dato. Questo è l'altro aspetto, perché non diventino autoreferenziali. La necessità è un po' questa, quella di riuscire a far parlare le nostre storie di cura, è come dire diamo voce agli utenti, cosa restituiamo agli utenti. Qui ne vedete alcune nominazioni sulle quali insomma su alcune ci abbiamo lavorato anche un bel po' di tempo, altre ci stiamo ancora lavorando per tirar fuori cosa insegnano le storie, come se gli utenti in qualche modo segnassero e insegnassero. Questa va in tilt. Abbiamo provato a rimettere a posto diverse volte, ma giocando va bene così, perché se le nominiamo, se nominiamo le storie, se nominiamo i percorsi, iniziamo a dare un nome alle persone che le compongono queste storie, e dare un nome alle persone in qualche modo dà un senso alla loro storia, forse dà un senso anche alla loro vita, e se dà un senso dà dignità, e in questo senso recuperiamo anche la titolazione della giornata di oggi. Ovviamente anche qui sintesi, noi sappiamo che la pratica non è fare qualcosa, ma dentro una pratica c'è teoria, c'è metodologia, c'è quello che qualche altro autore chiama saggezza pratica. Si tratta di fare un processo di nominazione delle pratiche che va fatto in presenza di più persone. Questo è l'obiettivo, di essere un gruppo di ricerca e non un individuo in ricerca, sapendo che le pratiche sono situate, sono collocate lì in quel contesto, in quella data situazione e in quel dato tempo. Il metodo ovviamente è quello di nominare le pratiche. Sappiamo bene che la pratica non è un metodo, però quello che ci pare importante lavorando sulle pratiche di lavoro è un po' questa frase, che è una frase molto potente quando è emersa, quando l'abbiamo evocata, che questa pratica, la pratica che raccontiamo, mi dice una verità, non è qualcosa che si fa tanto per fare, ed è la verità della pratica. Attenzione, non è la pratica della verità, che forse è dove potremo scadere nel dire so già come andrà a finire, so già quello che succede, conosco già quello che avverrà, tornando un po' al concetto, se vogliamo, anche dove cosa in qualche modo ci interroga la cronicità di prima. Ecco, raccontando queste storie, che non sono le storie di Giovanni, Marco, Lucia, eccetera, raccontiamo la storia della professione. Io credo che la storia della professione possiamo raccontarla dentro le relazioni e non fuori dalle relazioni, ma raccontiamo anche il modo in cui la professione costruisce le sue storie, perché le storie ci interrogano, no? Noi partiamo da delle domande e ogni storia ci deve continuamente interrogare. Interrogandoci e provando a descrivere, nominandoli, in qualche modo riusciamo a conservarle e a trasmetterne memoria. Questa era l'altra parte importante, diceva Roberta prima. Non siamo depositari silenti di storie, perché se diventiamo depositari silenti di storie, credo che non riusciamo a fare tutto quello che stamattina, poc'anzi, il professor Basso ci diceva. Come facciamo? Introdurre qualcos'altro, anche una politica sociale o nelle società o nelle istituzioni dentro le quali lavoriamo, in qualche modo cerchiamo di vivere o sopravvivere. Quindi in sintesi le conclusioni possono essere un po' questo. Questo lavoro ci sta permettendo o ci dovrebbe aiutare a riposizionarci nel sistema di cui facciamo parte. Qual è la posizione che noi assumiamo, ma se volete anche molto qual è la posizione che l'utente assume. Questa pratica del restituire a questo continuo lavorio di restituire parole, voci, nomi, nominazioni, significati, senso, sapendo che avete visto prima la pratica delle lacrime pensate, che le nostre lacrime, perché quanto dolore entra nei nostri uffici, quanto dolore entra, sofferenza entra anche nelle storie delle persone che in qualche modo non sono lacrime private,
e non possono essere lacrime private, non saremo dei bravi assistenti sociali se diventassero lacrime private, ma dobbiamo in qualche modo riposizionarci per evidenziare le contraddizioni e le carenze, non solo confinabili dentro di noi, ma dentro le nostre stanze, dentro la nostra equipe o solo dentro la nostra organizzazione. Quello che stiamo scoprendo, e poi possiamo dire anche 2 o 3 cose su come stiamo restituendo questo, è che nominando le nostre pratiche in qualche modo le rendiamo visibili, diamo visibilità alle persone, alle cose che facciamo, in qualche modo le trasmettiamo permettendoci dapprima di confrontarci con gli altri che si occupano, con le altre figure, con gli altri operatori, con le altre istituzioni che si occupano di cura, sapendo però che abbiamo nel far questo anche la responsabilità di restituire al collettivo le storie, le contraddizioni che ci sono nelle storie che raccontiamo, componiamo e facciamo, in relazione ovviamente non solo con le persone ma con il contesto geopolitico dove siamo dentro, che cambia continuamente, che in qualche modo dobbiamo tenere non solo aggiornato, ma siamo in connessione in un mondo che ci interroga e che ci interroga attraverso la voce dei nostri utenti. Io credo che questa sia la cosa potente che noi abbiamo, e restituire la voce agli utenti, in qualche modo restituiamo potenza, dignità e forse trasmettiamo, lasciamo in eredità qualcosa di un po' più forte, si può andare avanti, di un po' più forte. Velocemente su questa cosa, ripeto, in 15 minuti siamo molto interrogati cosa potevamo dire. Abbiamo presentato per questa ricerca un convegno di Prato, la ripresenteremo a maggio all'Università di Verona, un convegno internazionale, un saggio, ci è stato chiesto di pubblicarlo in una collana di antropologia ed etnografia, per cui in qualche modo ci stiamo lavorando su questo. Ringraziamo il dottor Dalla Chiara e la dottoressa Frighetto. Sì, effettivamente avrebbero avuto, se ci fosse stato maggior tempo sarebbe stato sicuramente una cosa da poter ampliare e spiegare ancora meglio, però ci saranno altre occasioni, noi ci auguriamo. Chiamo la dottoressa Anna Furlan e la dottoressa Marilena Sinigaglia e farei già salire la dottoressa Selmi per l'intervento successivo. La dottoressa, sono da sola. Ecco, l'ha detto. Mi dispiace, Marilena si scusa molto, è partita per un impegno di lavoro importante questa mattina per un progetto comunitario a Bruxelles e perciò mi dispiace perché essere in 2 mi avrebbe aiutata moltissimo. Se posso, io spero che questo ci aiuti coi tempi, quindi magari sicuramente recuperiamo qualche minuto. Leggo il titolo dell'intervento, Anna, vuoi leggerlo? Sì, mi sentite? Sì. La promozione della convivenza e la coproduzione di beni comuni nel lavoro di comunità dell'assistente sociale. Premetto che intervenire dopo il professor Basso è molto difficile. È molto difficile. Hanno tenuto brillantemente però, È vero. È molto difficile perché in realtà noi ci stiamo interrogando molto sul senso del nostro lavoro, sulle prospettive del nostro lavoro. Io insieme con Marilena abbiamo pensato di portare questa questione dei beni comuni. Cioè noi abbiamo per tanto tempo rivendicato diritti e che le istituzioni rispettino i diritti dei cittadini. Siccome dobbiamo cambiare strada, non perché questo non sia stato un lavoro importante, importantissimo, ma dobbiamo in qualche modo capire che i tempi stanno cambiando, io penso che adesso noi dobbiamo lavorare per i beni comuni e cerchiamo insieme, io e Marilena, di spiegare in che cosa consistono i beni comuni e in che cosa consiste una pratica che dobbiamo chiedere a noi, ma soprattutto a tutti i cittadini e
alle persone con cui conviviamo, che a volte non sono cittadini. Prima di cominciare però volevo semplicemente fare un saluto, perché mi è stato anche chiesto, ad Ancilla Dal Medico, che non è più tra di noi. Volevo ricordarla con molto dolore, la ricordo e la ringrazio ancora per la disponibilità che ci aveva dato in una giornata formativa a Venezia, dove l'avevamo ascoltata, avevamo capito la profondità della sua ricerca, del suo impegno. E l'applauso la raggiungerà sicuramente. Allora, prima di entrare nel concetto di beni comuni, pensiamo di fare due premesse. Mi hanno detto che premendo qui andava avanti. Ecco, forse è meglio così. Allora, la prima è, riprendo alcune riflessioni di Plebani in Animazione sociale. Oggi viviamo in una società dove il tessuto della convivenza civile è in continuo deterioramento, corroso dalla pervasività della logica impersonale e tecnocratica che cerca di affermarsi anche nei rapporti sociali più diretti e intimi e condiziona la nostra identità personale. È necessario pertanto avviare forme di resistenza che nascano e crescano nella vita quotidiana, costruire nelle pratiche quotidiane quelle energie creative che si propongono di ritagliarsi concreti e sensati spazi di sopravvivenza e di utopia. Il mondo della vita quotidiana ha acquisito oggi maggiore attenzione, non più considerato tempo senza storia, normalità, noia, ma luogo della realizzazione dei desideri e misura concreta della qualità di vita delle persone. Il quotidiano, pertanto, non è banale, non si ripete universalmente uguale a se stesso ed è importante per noi capire la sorprendente capacità di resistenza che vi emerge. Come professionisti vogliamo riflettere sulla capacità di resilienza nostra, dei servizi e delle persone che vi si rivolgono ogni giorno. La vita quotidiana diventa terreno di lotta per dare significato a ciò che ci accade e quindi spazio e tempo di esperienza. Le esperienze che facciamo necessitano di essere però rivisitate. Ogni esperienza ci insegna qualcosa, ma con ciò si intende il passaggio dal fare esperienza al trarne un apprendimento. È importante usare le nostre competenze di riflessività sul nostro modo di operare negli attuali contesti societari. È così tumultuoso il nostro modo di vivere che la nostra sembra un'epoca a cui sono sottratti sia il passato, quindi la possibilità e l'opportunità di fare memoria, sia il futuro, la speranza che sostiene il progetto. Ci sembrano impraticabili progetti di grande portata a livello storico e societario. Siamo spesso sfiduciati e anche nel piano soggettivo diventa difficile pensare di pianificare un futuro che perde solidità. La provvisorietà diventa uno stile di vita. Vivere la propria vita come successione di attimi scollegati in rapido scorrimento senza una memoria che ne conservi traccia. Abbiamo consapevolezza che l'unico tempo a nostra disposizione è il tempo presente. Pertanto riteniamo che i momenti che viviamo e i luoghi dove andiamo diventano preziosi in quanto vi si collegano emozioni e sentimenti che li segnano come tali. Mai come oggi, pertanto, risulta fondamentale intravedere un senso alle esperienze che viviamo, farle diventare relazioni attraverso processi di rielaborazione, interrompere il dato per scontato e domandarsi se sia possibile vivere diversamente. Un welfare generatore di comunità. Il crescente ricorso alla spesa privata per il welfare è indicatore del divario tra quello che offre il sistema pubblico e ciò che i cittadini hanno bisogno. Vince oggi la corsa a costruire un proprio welfare personalizzato, che è fatto di costellazioni di servizi in parte presi dal pubblico e in parte frutto di un crescente ricorso all'acquisto privato di prestazioni. Bisogna cavarsela da soli. Esiste oggi una colossale ansia sociale che viene affrontata individualmente. Il costo privato del welfare cresce come componente originale, specifica dei budget familiari.
Si va perdendo tra gli italiani la propensione alla tutela sociale dei grandi rischi, che nel passato è stata all'origine della costruzione del nostro welfare e dei suoi pilastri. Dal sistema previdenziale a quello dell'inabilità fino al Servizio Sanitario Nazionale, e si va perdendo la logica della costruzione e della mutualizzazione del rischio sociale, della costruzione di meccanismi comunitari di tutela. Viviamo in una realtà che moltiplica le disuguaglianze sociali. Non può però esistere una pura logica di mercato sui bisogni sociali, perché si è di fronte a persone che proprio per la loro condizione di vulnerabilità e fragilità sono in posizione di evidente debolezza. È indispensabile pertanto promuovere forme di concentrazione della domanda, facendoci aiutare dalle associazioni o con l'affiancamento da parte di organismi del terzo settore che ci aiutino nell'affrontare situazioni difficili. Il mercato libero di contrattazione individuale rischia nel tempo di generare storture dagli esiti imprevedibili, non a beneficio dei cittadini e della loro qualità di vita. Di fronte a questo è necessario rimettere al centro le relazioni. Le persone devono essere messe nelle condizioni di incontrarsi, parlarsi, conoscersi, scambiarsi dialoghi, esperienze o semplicemente entrare in contatto, rompere barriere, muri divisori, promuovere incontri, conoscenza, convivialità, relazioni. L'approccio di questi anni vede il welfare erroneamente solo come una fonte che assorbe risorse, quando in realtà è stato sempre generatore di sviluppo. Oggi però deve fare un passaggio difficile. Deve diventare un nuovo valore e sviluppo. L'orizzonte non può essere il benessere individuale e non sicuramente figlio esclusivo e diretto del consumo compulsivo. Al centro, riteniamo, bisogna mettere la qualità della vita e il contesto comunitario in cui si vive. Il nostro welfare, nato con grandi slanci ideali, ha poi negli anni mostrato i suoi limiti. Ha avuto però alcuni pregi che pensiamo di dover sottolineare. Il pregio di delineare, seppur in modo frammentario e a singhiozzo, un forte collegamento dei servizi con il territorio. La sfida è stata quella di sperimentare strumenti e prassi operative multidisciplinari. I professionisti coinvolti, formatosi sulla scorta di differenti discipline di riferimento, medicina, psicologia, pedagogia, servizio sociale, sociologia, diritto, e sulla base di paradigmi scientifici e interpretativi anche molto lontani tra di loro, si sono confrontati su principi che fossero condivisi: la valorizzazione della soggettività della persona e della sua capacità di azione, di soluzione di problemi, la possibilità di coinvolgimento dei contesti familiari e locali nei processi di cambiamento. I diversi professionisti hanno affinato capacità e competenze di valutazione dei rischi e delle risorse, dei fattori di pericolo e di protezione, nonché di progettazione e di interventi integrati. Nel suo insieme, l'organizzazione dei servizi aiutava il contesto sociale e territoriale a trovare nuovi strumenti di cura, riabilitazione e coesione sociale che favorissero l'attuazione di percorsi di promozione del benessere e delle persone che si perseguiva in nome di una solidarietà che, come dice Lorenz, doveva essere organizzata, pianificata, gestita attraverso sistemi di comunicazione complessi e apparati normativi solidi. Il welfare ha subito però in questi ultimi anni una pericolosa riduzione della qualità e diffusione di tanti servizi e ha perso quella carica ideale che ne aveva caratterizzato la sua nascita. In questa situazione, oltre alle risorse pubbliche, bisogna essere in grado di far circolare insieme le risorse private dei cittadini, che richiede una nuova managerialità, operatori e assistenti sociali capaci di un nuovo ruolo di produzione di progettualità. A livello teorico le scienze sociali negli anni 90 hanno teorizzato l'importanza della terza via, Beck, Giddens, tra Stato e mercato, una via creativa di sinergia e collaborazione tra pubblico e privato che poteva assumere diverse forme e gradazioni, ma non poteva prescindere da un forte collegamento con il contesto sociale. Si trattava di pensare in modo aperto, globale e agire a livello locale. Le discipline elaboravano una visione bio-psicosociale che metteva al centro la definizione di benessere complessivo. La crisi economica ha però intaccato le risorse, ha aumentato le nuove povertà, le fragilità sociali e personali.
L'aumento di conflittualità e le tensioni sociali richiederebbero una maggiore capacità del sistema dei servizi di intervenire, ma proprio in questo momento di difficoltà i servizi sono a rischio di implosione e faticano nel dare risposte. Si sono rotti i patti di solidarietà che hanno caratterizzato il precedente sistema di welfare, tra generazioni e tra gruppi sociali. Riprendiamo come riferimento per la nostra professione da una parte il paradigma della complessità di Morin e di Farjon, come capacità di leggere in modo costruttivo gli aspetti contraddittori e conflittuali, non certo per negarli, ma per dare loro dei significati, e dall'altra il principio di dialogicità delle parti, senza esaltarne una, ma arrivando a uno sfondo condiviso. E passiamo alla questione dei beni comuni. Riprendiamo perché condividiamo alcune riflessioni di Giorgio Arena dei laboratori per la sussidiarietà di Lapsus di Trento. È innegabile la sofferenza e l'insofferenza di molti cittadini, ma anche degli amministratori e degli operatori, quando ci si misura sui problemi che toccano le relazioni tra cittadini e fra questi e l'amministrazione pubblica. Spesso non basta la disponibilità delle persone e dei professionisti che lavorano nelle amministrazioni pubbliche, perché il nodo sono le legislazioni e o gli apparati incapaci di affrontare l'evolversi dei problemi e i cambiamenti della società. Abbiamo già detto che viviamo in un periodo in cui si chiede l'aumento delle risorse private per affrontare i temi di tutela della salute, dell'ambiente, dell'istruzione, del lavoro e deperiscono i beni pubblici a cui accedere per diritto. Ma il dato positivo è che aumentano, anche a macchia di leopardo, accanto alla protesta sulle sue diverse forme, la disponibilità a mettersi in gioco per una stagione che chiameremo dei beni comuni. Pensiamo che si possa aprire una stagione nuova dove le persone accettano di uscire dal privato per ritrovarsi sul terreno delle attese e delle proposte, per uscire dalle difficoltà, con l'intento di dotare le comunità di beni accessibili a tutti, portatori di un diverso approccio alla convivenza, alla cultura dei diritti, a politiche di giustizia. Vi è una ricerca di vie d'uscita dall'impoverimento culturale, oltre che materiale, in cui si sta richiudendo l'esasperazione del profitto e di un approccio acquisitivo rispetto alle ricchezze della comunità e dell'intero Paese. Sembra ci sia più consapevolezza che dalla crisi non si esce se non attraverso nuove alleanze, in cui interagiscono da una parte movimenti partecipativi dal basso con movimenti dall'alto, di politiche e pratiche amministrative che pongono al centro l'interesse generale, dall'altra movimenti orizzontali che portano mondi diversi, a volte estranei, a investire gli uni sugli altri per costruire beni comuni come via irrinunciabile a una convivenza che non esclude nessuno. Riteniamo che stiamo assistendo a un cambiamento generazionale a partire dalle svolte in atto rispetto agli stili di vita, dai modelli di convivenza, dalle modalità di governo, dagli scenari di tipo socio-economico. Tra i cittadini è pertanto importante emerga creatività e responsabilità in un tempo in cui prevale l'incertezza e la rassegnazione. Rivitalizzare i rapporti tra le persone che vivono nello stesso territorio rappresenta una possibile e valida strada per la coesione sociale e la promozione della convivenza. I vicini non condividono sempre una storia, una cultura dei valori, vivono però sotto lo stesso tetto, nello stesso territorio. Una condizione non sembra vissuta come una opportunità. La chiamiamo oggi società della condivisione, perché oggi non possiamo non condividere, in un mondo segnato da disuguaglianze ed esclusioni, ma anche da potenzialità e innovazioni. Ciò che conta non è il possesso, ma l'uso del bene. Vi sono esperienze che vanno in questo senso, come lo scambio di casa, lo scambio di box auto, lo scambio di oggetti, dove più soggetti possono condividere l'uso medesimo del bene, pur non essendone proprietari. Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto ad una società fondata sul diritto di proprietà e quindi sull'esclusione di coloro che non ne sono proprietari,
dall'uso di un bene privato o pubblico che sia. Se l'uso è più importante del possesso, l'uso condiviso porta a modalità di godimento del bene diverso dai beni di cui si è proprietari. Sharing economy o economia della condivisione, nuovo approccio ad una convivenza sociale tesa a non escludere, promotrice di stili di vita maggiormente sensati e sostenibili, portando così al moltiplicarsi di energie, di risorse, di capacità e opportunità. Tutti possono beneficiare dei beni comuni, nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne. Beni che esistono e si devono preservare, tutelare, rendere accessibili, altri che i cittadini possono e devono contribuire a costruire, la comunità solidale, giusta, spazi aperti e inclusivi. Questo impegno definiamolo politica prima, così l'ha chiamata qualche anno fa il movimento delle donne, prima che ha a che fare con l'impegno quotidiano, con la tessitura di relazioni, con l'agire concreto, pensando che il cambiamento è possibile anche attraverso le piccole cose. Il modello organizzativo è quello della rete, dove i nodi della rete sono i singoli individui che entrano in contatto con altri, anche attraverso il web, la rete delle reti. Questo apre la strada ad una società che elimina gli intermediari, scavalcando i tradizionali canali di distribuzione e vendita di servizi, abbattendone così i costi. Il rischio può essere quello di polverizzazione dei rapporti sociali, ridotti ad un reticolo di relazioni uno a uno, in cui ognuno si risolve da solo i propri problemi e viene meno il senso di appartenenza. Ma nella cura e nello sviluppo dei beni comuni si possono generare e rigenerare legami, perché questi fanno da punto di connessione tra mondi, attivano una solidarietà tra mondi diversi, a volte tra sconosciuti. La condivisione garantisce la riproduzione allargata nel tempo di beni essenziali che, se non sono condivisi, si arriverà all'insostenibilità fino al punto di catastrofe. I beni comuni della nostra società globale diventano il perno per ogni processo sostenibile, per lo sviluppo locale, per la coesione, per i processi di capacitazione individuale e collettiva. Questo permette di approfondire un concetto diverso di cittadinanza, dove sono coinvolti non solo i cittadini italiani, ma chi appartiene ad una comunità e perciò anche chi proviene da altri paesi, da altre culture. La società presenta troppe criticità per pensare che si possa governare con schemi del passato, che attribuiscono solo alle amministrazioni il compito di provvedere alle esigenze dei cittadini. Crediamo che uno dei principi di questa visione dei contesti locali sia quella della responsabilità diffusa, necessario per gli enti il principio di sussidiarietà, e a questo proposito facciamo riferimento all'articolo 118 della Costituzione, ultimo comma, dove i poteri pubblici favoriscono le autonomie, le autonome iniziative dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. La sussidiarietà orizzontale, che vede persone portatrici di capacità e non solo di bisogni, è il modello di amministrazione condivisa, che vede la collaborazione tra amministrazione e cittadini per consentire una soluzione a problemi di interesse generale. Sarà necessaria la costruzione di un nuovo assetto normativo, sull'esempio del regolamento della città di Bologna per l'amministrazione condivisa, fatto proprio da 64 comuni. Vado solo per titoli. È necessario creare nuovi spazi relazionali. Leggo solo le slide. Attivare spazi che danno forma all'esperienza di relazioni, proposte culturali, avventure sociali, creare nuovi contenitori di pratiche interpersonali, evitare la dispersione delle relazioni, promuovere spazi di incontro pubblici, tornare a costruire progetti collettivi, essere aperti, disponibili a meticciarsi, a scambiare, avviare legami generativi. Ripartire perciò dalle comunità locali e sviluppare forme di solidarietà, essere soggetti di cambiamento. Assistenti sociali per tessere spazi di comunità, riconoscere e far leva sulle risorse potenziali delle persone, non aspettarsi soluzioni dall'alto,
essere attori competenti, instaurare un clima generativo e vivere altrimenti, accompagnare e sostenere, rinforzare perciò le funzioni del servizio sociale, l'accompagnamento sociale, l'advocacy, la mediazione sociale e la sperimentazione, rinnovare le attività del servizio sociale, rinsaldare le competenze dei servizi, elaborare strumenti di valutazione nuovi, lavorare con i gruppi, ampliare il lavoro con le scuole e favorire percorsi di inclusione lavorativa. Io vi ringrazio, io e Marilena vi ringraziamo, pensiamo di aver portato un contributo. Ecco, io mi sento oggi di chiedervi un altro applauso, perché sono quelle cose che ti restano nel cuore ogni sera quando guardi le notizie. Io penso che noi abbiamo bisogno di fare un applauso oggi alle migliaia di profughi che sono alle frontiere, che vivono in mezzo al fango. Io penso che noi oggi dobbiamo dare la nostra disponibilità e il nostro accompagnamento per la loro difficile strada. Perciò vi chiedo un applauso per loro. Ringraziamo Anna e Marilena per il loro intervento. Manca poco alla pausa, vi chiederei di tenere, dai, duro, come si dice qui da noi, tenete duro, duri i banchi. E abbiamo l'ultimo docente di servizio sociale, è Cristina Selmi, e presenta l'intervento Governance del territorio e capitale sociale verso un futuro dialogico. Cristina Selmi ha promesso di stare sotto i 15 minuti. L'intervento. Bene, allora buongiorno, grazie per l'invito. Sono molto contenta di essere nella mia comunità professionale perché siamo tutti colleghi e fare un intervento che sta sotto i 15 minuti dopo le provocazioni interessanti del professor Basso, quelle che sono arrivate dai colleghi e prima della pausa caffè, lo trovo alquanto difficile. Allora, in considerazione del fatto che mentre ascoltavo gli interventi, alcune cose che poi avrei comunque detto sono state già ampiamente argomentate in maniera molto interessante dai colleghi, io prendo spunto da una provocazione che ha fatto prima il professor Basso quando diceva che dovremo partecipare attivamente alla costruzione delle politiche sociali, come assistenti sociali, come docenti, come appartenenti a un'ampia, diciamo, comunità che guarda alla professione da diversi fuochi di attenzione, da diversi punti di attenzione, da quello della ricerca, da quello dell'operatività territoriale, eccetera. Allora io concentro la mia riflessione su due concetti, giusto perché ho sempre pensato che l'ovvietà è quella un po' che distrugge e non dà merito alla verità delle cose e mi volevo concentrare su un concetto che non è stato esplicitato come tale, ma di cui comunque si è parlato stamattina, cioè quello della governance e quello poi della dialogicità. Perché ho portato questo, anche il titolo del mio intervento un po' in questo senso, perché mi sono concentrata su questi concetti. Durante il corso di studi il corso di studi a Padova, io sono docente a contratto dell'Università di Padova, volevo rinnovare un po' il mio parco libri, il parco testi da proporre agli studenti e mi è capitato tra le mani un testo di docenti del nord Europa che
di fronte a quella che è la crisi in cui siamo immersi e che io sento profondamente, che il professor Basso ha declinato in maniera eccezionale, io mi ci sento dentro a questa crisi, la soffro proprio, devo dire anche fisicamente, proprio la sento questa, e quando vedo gli studenti, però io devo avere anche un atteggiamento che dia voce ad un futuro che può cambiare, perché allora, visto che siamo a un punto di non ritorno dove comunque tutto quello che di male poteva essere fatto e ci siamo proprio, allora occorre solo guardare avanti con un'ottica estremamente comunque fiduciosa. Allora la sfida della fiducia è quella proprio della dialogicità. E ho inserito quindi all'interno del piano di studi un nuovo testo perché mi sembrava piano di speranza è frutto di lavoro di ricercatori che quindi hanno capito qual è la crisi. Lei ha parlato del modello americano, allora uno non porta la soluzione, però il punto di vista di un altro pezzo del mondo che vede le cose in un modo diverso e forse ha riflettuto maggiormente, si è concentrata sul benessere dell'individuo e i risultati forse ha trovato delle vie alternative che non sono la soluzione, ma se fanno star meglio le persone forse una soluzione ce l'hanno. Allora leggo, mi aiuto con la lettura rispetto al concetto di governance che avevo pensato di proporre, perché poi ognuno le parole che usa e i concetti che usa per le sue esposizioni le filtra rispetto a quello che gli appartiene di più. Ecco, allora il concetto di governance io l'ho portato qui perché mi sembra un punto, un concetto su cui comunque riflettere. Il concetto di governance è un concetto tra l'altro sufficientemente recente, non ha ancora un quadro definitorio condiviso tra gli studiosi e gli attori del sistema, si tratta di un concetto che è stato utilizzato da diverse discipline. Usarlo come gli orientamenti dei ricercatori attualmente stanno facendo è quello di definire la governance che crea appunto condizioni per costruire le regole dell'azione collettiva. Governance quindi che si focalizza su quelli che sono i meccanismi di governo che non si basano esclusivamente sulle risorse dell'autorità o su meccanismi sanzionatori, e questo mi ha colpito perché orienta l'interesse verso la creazione di strutture cognitive e connettive volte alla costruzione di un ordine che non può essere imposto dall'interno, bensì il risultato di un'interazione e di una molteplicità di decisori che si influenzano in maniera reciproca. Ecco, a me pare molto interessante questa cosa. E l'ho poi connesso a quello che è il concetto della dialogicità di questi studiosi nord europei che mi hanno molto affascinato, perché la domanda che è un po' conclusiva della mattinata rispetto a tutte le sollecitazioni che sono emerse, ma allora quale futuro? Quale futuro? Occorre una svolta radicale e essere radicali, essere coraggiosi non significa poi che questa radicalità e questo coraggio siano poi così eclatanti nella loro manifestazione. Le pratiche dialogiche potrebbero essere una soluzione per quale motivo? Perché si basano su un principio di reciprocità e la nostra professione si basa su principi di reciprocità. Il campo dell'umano, che è nel campo dell'umano dove si generano tutte le forme di efficacia per quanto riguarda i cambiamenti. Tutti i ruoli dei sistemi di welfare dovrebbero dialogare entro relazioni umane costruttive,
Per riformare alle radici i sistemi di welfare, ora fin troppo managerializzati, sarebbe sufficiente costruire occasioni dialogiche. E voi direte, ma è semplice quello che sta dicendo, è la cosa più difficile. Parlarsi, creare meccanismi di solidarietà circolare dove stakeholders differenti non sono in una posizione up-down ma sono in circolo, è un paradigma interpretativo della realtà della professione completamente diverso. Stare dentro a qualcosa che è in circolo e che comunica è una cosa difficilissima. Quindi la domanda che chiude il mio brevissimo intervento è: un semplice dialogo potrebbe rigenerare il nostro welfare? Questa è la conclusione. Grazie e buona pausa. La brevità, non so se ti dice, la brevità dell'intervento di Cristina non corrisponde invece alla sostanza dell'intervento di Cristina, era per questo che era stata breve probabilmente. Allora, i lavori funzionano così, c'è una pausa di mezz'ora, ci ritroviamo qui, adesso però la pausa siamo quasi perfetti, nel senso che ci troviamo qui ai 25, ricominciamo i lavori. Ci saranno gli studenti che portano i loro contributi.